Io sono l'appuntato lococo, io faccio il poliziotto per gioco. Chi c'è nel rapino politiama? Gli accudi chiamano allo coco da madama. Ti fanno uno scip alla stazione, lococo è pronto ed entra già in azione. Ti fanno pure fesso magistrato, oggi è di moda ma lococo in agguato. Io sono un segugio vivente, compiuto prorompente, a me non sfugge niente. Io tengo il sacrosanto dovere di far piazza pulita, sta città è troppo bandita. La pena a mano armata, di gente sgangolata, inseguimenti polizia, sparatoria fucilia. Oramai è una camoria, è una camoria, carosi, fate attenzione senza sgarare perché lo coco gli è tremendo. Lo Coco e la P38 sono fratelli gemelli, siamese sono, ah! Porto sempre qua, la P38 che ha attaccato tanto cianca all'estrazione risulta più veloce di Tom Megas, che confronta lo Coco gli è un povero paralitico. Carusi, state attenti a non sgarare, perché vi avvio se arrivano una appresso all'auto canti e con, perché lo Coco tiene la licenza, che ridi cretino, che ridi? Ti pare che c'ho la licenza elementare? È ora di finirla che ho fatto la del poliziotto che è ignorante. Lo Coco è laureato in giurisprudenza, più che altro in giudice perché la prudenza la devi tenere tu, sporco sovversivo. Che ridi, che ridi? Ti ammette la testa opposta, la testa o partito, capisti? Lo Coco gli è tremendo soprattutto chi lazza, spengolare, scippatura e delinquente comune. Ma soprattutto chi scippatura, con tutti i scippatura sono tremendo, con tutti i scippatura sono tremendo. Comunque, ora io vi voglio raccontare di un'operazione di polizia che ho eseguito con brillantezza e maestria assieme all'appuntato Scalea. Mi era giunta una segnalazione che in via del Guardione c'erano stati dei movimenti, diciamo noi altri, di donne con lo sfizio e con poco pregiudizio, che camminavano senza gonne, maneggiando cose tonde. Io avevo già sentito parlare di questo ritrovo mondano, di questo giro di droghe, iniezione, prostituzione. E allora ci disse a Scalea, ne subito, cammina con me, reghiamoci in quella via. Appena arrivati, decidemmo di suonare per farci annunciare. Al citofono mi risponde una voce alquanto strana e io mi faccio e mi dico, ma sarà un frocio o una bottana? Pronto? Vuoi salire? Sesto piano interno 3 e ascensore non ce n'è. E se poi un buocchianare, pensate non so che fare. Fammi leggere il giornale, va se non scende premura e tu faccio su misura. Guarda Scalea, bello presto. Acchiariamo, spacciamoci con a ste depravati. Appena arrivati, ci fecero togliere i vestiti, usanza della casa, vuol dire se presenta una firma navata 2,50 m. Ne fanno trasere in una stanza che luce tutto offuscate, un letto tutto sconzato, una sedia stile rococò, una fotografia di Enza Sampò. Ad un tratto la luce si astutò, una mano mi toccò, qualche cosa mi afferrò, e Scalea mi passò, Scalea, ma che fai? Niente, lo Coco, questi sono i cosiddetti piaceri della carne, ma quella carne è carne, me ne mocca per fottere, gli arresti fottuti di te, appuntato, la verità è questa, che lei è lo Coco e fa il poliziotto per gioco, io invece sogno l'appuntato Scalea, mi leva la velietta e mi faccio fare pulizia. Meno male che c'è lo Coco, quasi per gioco, lui se salta e ti sconfigge, il pericolo te lo respinge. Meno male che c'è lo Coco, poliziotto quasi per gioco, lui se salta e ti sconfigge.